ma io non sono mai uscita di casa da quando c'è l'ordine di non uscire, io non sono mai uscita. Perché devo andare alla posta a prendermi la raccomandata? Che tra l'altro mi serve questa cosa per vedere se adesso sono guarita quell'occhio o meno, capito? 82 anni, la signora Maria, così la chiameremo, riceve un referto a mezzo raccomandata da parte dell'ospedale, ma il postino, non potendo avvicinarsi agli utenti, è costretto a lasciare l'avviso di ritiro presso gli uffici postali. E hanno detto no, no signora, lei trova qui la raccomandata, tanto noi abbiamo il vetro. Ho capito io che avete il vetro voi, ma io che sono fuori e c'è altra gente che passa, che tra l'altro è un ufficio piccolissimo, piccolo, voi siete riparati, ma io no. Contattiamo le poste italiane che in questi giorni di emergenza, anche in ottemperanza degli ultimi provvedimenti governativi, spiegano di aver messo a disposizione degli utenti per limitare al massimo gli accessi tutti i servizi online e la possibilità di ricevere raccomandate normali direttamente in cassetta. Sarà lo stesso portalettere a firmare. Questo però, ed è il caso della signora Maria, non è possibile per le spedizioni che richiedono identificazione certa del destinatario, come invio patenti o passaporti, atti giudiziari, referti e raccomandate in contrassegno. Purtroppo per la signora Maria sarà necessario recarsi presso gli uffici postali. Ma intanto dall'altra parte dello sportello chi lavora negli uffici denuncia una situazione di anomalo e inutile sovraffollamento. Un dipendente ci scrive: su 100 clienti in una giornata soltanto 25 avevano un'operazione indifferibile, gli altri sono venuti solo per fare una lista di movimenti del conto corrente oppure aggiornare il libretto di risparmio. Il timore degli operatori è che in questa nuova fase di aperture contingentate o addirittura a giorni alterni gli uffici possano riempirsi. Poste Italiane ancora una volta raccomanda di affidare agli sportelli soltanto le spedizioni urgenti, per tutto il resto le poste sono online.